veramente. Cosa può restituire luce a un tempo senza luce? Cosa può dare pace a un tempo senza pace? Il primo brano che vi proponiamo racconta con queste parole il senso di disagio individuale, ma anche quello di un'intera umanità smarrita. Un tempo che porta con sé la difficoltà a trovare la direzione e che spegne il sorriso dei fiori. La risposta verrà dall'ascolto, dall'attenzione e dall'amore. L'invocazione Ascolta Maria, carezza di Dio, accompagna una rinascita semplice e allo stesso tempo intensa. Libera il vento, libera il sole di un'alba che porta più amore. È una preghiera e insieme una riflessione sulla condizione umana che Marco Maiero ha descritto con le sue delicate parole e arrangiato con il suo stile inconfondibile. Di Marco Maiero, Ascolta Maria. Senza più pace, che
luce e dalle sonorità tipicamente nordiche, O'Toole parla della sera che bacia la notte nel soffio del vento, dei fiori accarezzati dalla rugiada e degli alberi che si addormentano nella nostalgia che questa canzone induce per i ricordi che si allontanano al ritmo lento di una pagaia. Di Parta Usberg, O'Toole. Nelle parole di Franco Battiato, l'espressione di un amore incondizionato e per questo cura e salvezza. Arrangiata dal nostro maestro Francesco Peruc, La cura di Franco Battiato.
scuola davanti alla vita. Questa canzone, dedicata da Jovanotti alla sua mamma, è una preghiera senza dogmi, fatta di dolore e di stupore, di poesia e di bisogno. Tra sassi, passi, battiti e occhi pieni d'amore, si snoda il cammino fragile di chi resta e spera, di chi cerca ancora una carezza. Ora queste parole diventano silenziosamente sacre, eco di un vuoto che si riempie solo con la presenza dell'amore che non muore. Di Lorenzo Jovanotti, Le scarpe piene di sassi. Scusate, le tasche piene di sassi.
vero significato dell'amore, spesso temuto o frainteso, ma in realtà capace di dare vita, speranza, rinascita. Anticipiamo l'esecuzione del brano con la traduzione del testo. Qualcuno dice che l'amore è come un fiume che travolge il giovane camminato, altri che l'amore è una lama che ti fa sanguinare l'anima, altri ancora che è come avere fame, un bisogno lacerante che non si placa mai. Io dico che l'amore è un fiore e tu il suo unico seme. Il cuore che teme di spezzarsi non imparerà mai a danzare, il sogno che teme di svegliarsi non coglierà mai l'occasione. Colui che non si lascia prendere non sarà in grado di dare, e l'anima che teme di morire non imparerà mai a vivere. Quando la notte è stata troppo solitaria e la strada troppo lunga, e ormai pensi che l'amore sia solo per i fortunati e i forti, ricorda che l'inverno, al di sotto della neve, giace il seme che, con l'amore del sole, in primavera diventerà una rosa.
originale del nostro maestro Francesco Peruc. Ogni parola è stata scelta con cura e richiede qualche istante per decantare e lasciarsi assaporare. È una sera d'inverno e nella stanca quiete di un dopo cena le dita disegnano senza pensare fra le briciole della tovaglia. La mente si abbandona ai sogni, i pensieri e i ricordi si perdono in riva al mare guardando l'orizzonte lontano. Giocano a rincorrersi traiettorie di pensieri che si perdono nel vento. Il tempo corre bambino, non si ferma ad aspettare e nell'illusione delle parole la vita si arrende alla nuova primavera. Di Francesco Peruc, Volo di sogni. Quanto respiro, quanta libertà, quanto coraggio in questa frase detta da un padre a una figlia. Il gioco della vita prevede che ognuno trovi la propria strada, esprima la propria unicità, supportato dai valori, dall'amore e dalla fiducia della famiglia. Sarà difficile, canta Luciano Ligabue, ma sarà fin troppo semplice mentre tu ti giri e continui a ridere. Dedichiamo questo brano all'ultima nata del nostro coro, Petra, di Lucia e Mirko. A modo tuo, dondolerai, salterai, cambierai sempre a modo tuo. Di Luciano Ligabue, a modo tuo.
cambia il vento, ma noi no. È diventato quasi un inno questo testo scritto da Enrico Ruggeri che rende omaggio alle donne e da oltre 30 anni è indissolubilmente legato alla voce della grande interprete Fiorella Mannoia. Un brano che parla della dolcezza e della forza delle donne, della loro capacità di adattarsi e di esserci sempre. Su arrangiamento di Andrea Figallo, di Enrico Ruggeri, quello che le donne non dicono. Silenzio
e si intitola Ti vorrei sollevare di Giuliano Sangiorgi e Elisa.
presentiamo il nostro coro ospite. Il coro si chiama Gli Sconcertati, diretti dal maestro Andrea Mazzer. È un coro proveniente da Vittorio Veneto, nato nel 2009, dalla passione di alcuni amici, e nel corso degli anni è cresciuto e con costante impegno ha costruito una propria identità, sempre fedele allo spirito originario di passione, divertimento e la gioia di cantare insieme. Il repertorio abbraccia generi diversi, dal pop internazionale ai cantautori italiani al gospel, con arrangiamenti moderni e coinvolgenti che possono entusiasmare i coristi, ma soprattutto il pubblico. Abbiamo le percussioni Alberto Mazzer, bene, e ecco, per cui è un coro diverso e la bellezza della musica e di cantare insieme ad altre realtà è proprio questa, con lo spirito uguale, con il sentimento uguale, con modalità diverse. Per cui ascoltiamo davvero con gioia ed entusiasmo a voi Gli Sconcertati. Buonasera signore e signori e benvenuti anche da parte nostra. Come già annunciato poco fa, noi siamo Gli Sconcertati. Grazie di cuore per l'invito al coro La Cordata. In particolare vorrei ringraziare di cuore il presidente, anzi la presidente Gloria Adami, il direttore Francesco Peruc e Andrea Daipre, che appunto da attaché curando i rapporti con il nostro presidente e ha reso possibile la nostra presenza qui. Devo dire che la partecipazione a questa rassegna è ben valso il viaggio che ci separa dalla nostra città d'origine, Vittorio Veneto, anche e soprattutto in una giornata come questa, grigia. Cantare è il miglior modo per far tornare il buon umore.
Voglio anche ringraziare il direttivo degli Sconcertati e il nostro presidente Marco Borsoi per aver organizzato al meglio questa trasferta, e poi naturalmente il nostro maestro Andrea Mazzer, doppie vesti di pianista e direttore, e il nostro percussionista, il leggendario Alberto Mazzer. A condividere il meraviglioso e antichissimo spazio della chiesa di San Procolo che ci circonda e la cinquantina di minuti di musica che ci attende. E giusto per non farla attendere un minuto di più, vi riporto al nostro programma. Abbiamo appena ascoltato Ride On King Jesus, una vera e propria marcia trionfale da cantare con gioia e speranza a pieni polmoni, il cui testo recita pressappoco così: non ti fermare, cavalca Cristo Re, nessun uomo ti potrà ostacolare. In quel glorioso mattino confidiamo che se tu sarai con noi, tutto andrà bene. E ora lasciamo il nostro Signore Gesù al suo ingresso trionfale a Gerusalemme, come ce l'ha raccontato Matteo nel suo Vangelo, per immergerci nelle parole dell'Apocalisse. Revelation 19, Rivelazione 19. Questo brano è tratto dalla Bibbia e si basa appunto sul libro dell'Apocalisse, l'ultimo del Nuovo Testamento, noto anche come il libro della Rivelazione. È infatti questo che significa Apocalisse e non, come si crede normalmente, fine del mondo. Alleluia, salvezza e gloria, onore e potenza al nostro Signore Dio, perché il Signore è potente, è onnipotente, è meraviglioso. Tutte le lodi siano al Re dei Re e al Signore nostro Dio. Egli è meraviglioso. Per voi, Revelation 19.
poesia anche per te. Questo brano, più che una canzone, è davvero una poesia, toccante e dolcissima, che la cantautrice Elisa ha dedicato al nonno scomparso. Purtroppo il tema del lutto è parte integrante del percorso di ciascuno di noi, ma la vita va avanti, è più forte della morte e una canzone può essere una carezza per l'anima. Il nostro maestro Andrea Mazza ha creato la versione per 6 voci miste che vi proponiamo, curandone interamente l'arrangiamento. Per voi una poesia anche per te.
continuiamo a cantare d'amore e di speranza con From a Distance, da una certa distanza. From a Distance è una canzone di pace, di speranza, una canzone che invita a guardare il mondo con altri occhi, da un'altra prospettiva. Da una certa distanza, infatti, il mondo sembra in armonia. La natura fa il suo corso, non esistono differenze abissali tra le persone, tra chi possiede tutto e chi non possiede nulla. Non ci sono armi, non ci sono malattie o bombe. Da lontano possiamo sembrare tutti amici. Non ci sono guerre a dividerci. Siamo strumenti che suonano tutti la stessa melodia, lo stesso canto di pace, di amore e di speranza. From a Distance. From a distance, the world looks blue and green, and the snow-capped mountains wide. From a distance, the ocean meets the stream, and the eagle takes to fly. From a distance, there is harmony, and it echoes through the land. It's the hope of hopes. It's the love of loves. It's the voice of every From a distance, we all have enough.
qui si sente tanto, ma laggiù sono sicuro che mi ringraziano, vero? Non mi ringraziano, niente. Adesso vi facciamo sentire Fix You dei Coldplay. In inglese il verbo to fix significa aggiustare, riparare, ma anche consolare. C'è una tecnica giapponese, il kintsugi, in cui i cocci di un oggetto rotto vengono ricongiunti con una foglia d'oro, donando a quell'oggetto una veste del tutto nuova. Questa particolare tecnica permette di osservare il danno non più dal punto di vista negativo, ma come opportunità di miglioramento. Le cicatrici sono valorizzate, diventando così la cosa più preziosa che l'oggetto possiede. Anche il nostro cuore spesso ha bisogno di essere aggiustato. Proviamo a immaginare che come gli oggetti giapponesi anche il nostro cuore sia un intreccio di linee dorate, ritornato a nuova vita più e più volte e sempre più splendente di una luce meravigliosa. Fix You dei Coldplay.
sentirai esausta, quando avrai voglia di piangere, io asciugherò tutte le tue lacrime. Sarò al tuo fianco quando i tempi si faranno duri. Quando non troverai amici, io mi stenderò come un ponte sopra acque agitate. Bridge over Troubled Water di Simon & Garfunkel. L'immagine di un ponte che attraversa un fiume agitato, collegando due terre, viene usata come metafora per esprimere il senso di protezione, di sicurezza, la promessa di esserci fra due amici, fra due amanti, tra le persone che amiamo nei momenti di difficoltà. Bridge over Troubled Water.
Adesso ci spostiamo in terra africana e vi facciamo sentire un Padre Nostro in lingua Swahili, un'alternanza di sonorità contemplative, trionfanti e gioiose. Baba Yetu. Nel pensiero cristiano, la morte terrena è vista come l'anticamera della vera vita, della vita eterna. Attraverso la metafora di un treno in viaggio, il prossimo pezzo che vi presentiamo, Plenty Good Room, ci mostra l'arcangelo Gabriele come il capotreno di un direttissimo, la cui ultima fermata è il paradiso. Quindi, buon viaggio!
You've gotta need a ticket if you wanna ride. Plenty good room on the glory train. We ain't gonna have to let you qualify. Plenty good room on the glory train. Doesn't matter what you say and what you do. Plenty good room on the glory train. There's a mighty, mighty power watching over you. Plenty good room on the glory train. There's a plenty good room, plenty good room, plenty good room on the glory train. There's a plenty good room, there's a plenty good room, there's a plenty good room on the glory train. When I hear the empty garbage shouting, all aboard. Plenty good room on the glory train. Glory trains and heaven down to heaven's door. Plenty good room on the glory train. It's a long, long path to reaching to the sun. Plenty good room on the glory train. And the heavenly journey has just begun. Plenty good room on the glory train. There's a plenty good room, plenty good room, plenty good room on the glory train. There's a plenty good room, there's a plenty good room, there's a plenty good room on the glory train. As the trains are leaving, will you hear the clickety clack? Plenty good room on the glory train. Ride after ride down the railroad track. Plenty good room on the glory train. Big wave and turning and I think it's fine. Plenty good room on the glory train. She's never missing a beat, she's right on time. Plenty good room on the glory train. Whoa, we got a mighty little engine roll. Plenty good room on the glory train. The body's burning and the foot for more. Plenty good room on the glory train. Whoa, whoa, what's the wisdom? What a joyful noise. Plenty good room on the glory train. Let's stop with the paradise. Plenty good room on the glory train. Plenty good room, plenty good room, plenty good room on the glory train. There's a plenty good room, there's a plenty good room, there's a plenty good room on the glory train. There's a plenty good room, plenty good room, plenty good room on the glory train. There's a plenty good room, plenty good room, there's a plenty good room on the glory train. Plenty good room on the La prossima canzone è la nostra ultima canzone qui. Non dovevo dirlo. La prossima canzone, adesso vi facciamo sentire il nostro inno, perché si intitola Sing, che vuol dire canta. Qualsiasi cosa ti succeda, hai litigato con tua moglie, canta. Andavi ai 57 all'ora e l'autovelox ti ha beccato. Canta. Ma adesso non sto parlando di niente che sta succedendo, ma metti che il capo dell'esercito più grande del mondo voglia invadere la Groenlandia. Canta, ma bisogna farsi sentire, cantare forte, qualsiasi cosa. Hai il capo. E quindi fatevi sentire da Verona a Modena, fatevi sentire da Vittorio Veneto a Cinisello Balsamo, facciamoci sentire, facciamoci sentire. E siccome questo mi sembra che sia il brano che conclude la nostra partecipazione qui, va bene così, allora posso fare anche dei ringraziamenti. Ad esempio ringrazio Don Gianni Ballarini che ci ha permesso di essere qui questa
poi il coro La Cordata che ci ha voluti qui e grazie veramente, è stato un grande piacere. Grazie alla Presidente Gloria Adami, grazie al direttore Francesco, qui si dice a Verona si dice Peruc, da noi si direbbe Peruc, da voi è Mazzer, da noi è Mazzer. A proposito, vi siete accorti come suona bene Andrea Mazzer? Grazie soprattutto a lui che ci tiene assieme, ci comanda anche con le sopracciglia. E poi vi siete accorti con quel poco su cui è seduto come è bravo Alberto Mazzi? Grazie davvero. E ricordatevi che cantare è la migliore terapia per tutto. Sì. Sì, lo facciamo. Abbiamo un piccolo regalino che ci siamo portati da Vittorio Veneto. Il nostro presidente chiama la presidente della cordata. Non saprete mai cos'è, non lo so neanche io. Un libro su Vittorio Veneto, Sì. Mi sono dimenticato di ringraziare tutti voi che siete qui. It doesn't matter, things are low.
Allora, siamo felicissimi, grazie anche da parte mia ovviamente per questo splendido invito, per questa accoglienza, bellissimo davvero cantare qui dentro. Grazie tantissimo e complimenti davvero sinceri al coro Raccordata, mi siete piaciuti veramente tanto. Allora, io vorrei fare una cosa, vi proponiamo un nostro cavallo di battaglia, che è un brano che cantiamo praticamente da sempre, e però non ci stufiamo mai di farlo, anche un po' per il messaggio che ha, insomma. A volte, insomma, sono tempi veramente difficili. Allora, questo è un canto che parla di aiuto, solidarietà. Lì non mi vuol dire appoggiati a me, quindi conta su di me. Però per poter avere aiuto a volte bisogna anche chiederlo, quindi vincere la propria paura appunto di chiedere un aiuto quando si è in difficoltà. Questo brano appunto parla di questo messaggio. Sentirete a metà del brano il coro dire molte volte call me, che in inglese vuol dire chiamami quando hai bisogno di aiuto. E appunto con questo brano noi vi ringraziamo e vi salutiamo. Poi, siccome i direttori sono sempre pazzi, intanto vi facciamo questa cosa, poi mi viene in mente una cosa, ma intanto anche nessuno sentito. Però intanto beccatevi di non
vi ringraziamo davvero per il vostro entusiasmo
per la vostra simpatia. I ringraziamenti li abbiamo fatti, naturalmente grazie tantissimo a voi che siete venuti a sentirci stasera, speriamo di avervi comunicato con il nostro cuore, con il nostro canto, con il nostro cantare e di avervi fatto passare una serata felice. Se volete seguirci come Coro La Cordata, ma penso anche gli scordati, siamo su internet. Tutti i nostri prossimi eventi. Uscendo troverete delle scatole, se avete voglia di aiutarci a portare avanti la nostra attività, siamo un coro che si autofinanzia, se volete aiutarci per fare delle cose sempre più speciali. Grazie a tutti voi e buona serata.